Benedica a tutti. Lo passato 15 di maggio si celebrava lo 68esimo anniversario della promulgazione dello Statuto di Autonomia della Regione Siciliana. Vediamo il suo servizio di Fonso Genchi. Lo 15 di maggio del 1946 il re Umberto II, con regio decreto, promulgava lo Statuto di Autonomia della Regione Siciliana. Di fatto, lo stesso giorno si istituiva così la nostra regione, l'unica che nasceva prima della stessa Repubblica Italiana. Lo Statuto di Autonomia conchiudeva una fase storica, quella dello dopoguerra, assai complicata, durante la quale in Sicilia si addimannava l'indipendenza dell'Italia. Lo forte consenso popolare che aveva nel periodo il movimento per l'indipendenza della Sicilia e la presenza magari di un esercito di volontari che lottavano e in certi casi morivano per avere una Sicilia libera e sovrana, insieme alla debolezza dell'Italia, che nasceva sconfitta della seconda guerra mondiale, crearono le giuste condizioni per quella che pareva essere la definitiva soluzione alla questione siciliana, a cominciare dal 1816 con la fusione della Corona di Napoli con quella di Sicilia e la soppressione della Costituzione del 1812 e continuata e magari impiorata con la deludente annessione all'Italia. Ma lo Statuto di Autonomia, nonostante che nel 1947, nasciuta la Repubblica Italiana, venisse richiesta, accettato e trasformato in leggi costituzionali, sino a oggi è attuato solo parzialmente e le sue articoli più importanti, che avessero potuto dare alla Sicilia e alla sua gente ricchezza e prosperità, dopo 68 anni non sono attuate per niente. Anzi, oggi si sta verificando un forte attacco all'autonomia e un tentativo di levare poteri magari alle regioni ordinarie, per costruire uno Stato sempre più centralista, che lascia sempre più piccoli spazi di democrazia ai cittadini. E la questione siciliana continua ancora a trascinarsi senza trovare nuda soluzione. La regione siciliana, che pure avanza tantissimi denari dello Stato italiano, ha domato un mutuo di 1 miliardo di euro. Sentiamo lo servizio di Calabrese. La regione siciliana ora può domare un mutuo di 1 miliardo di euro per il pagamento di debiti con la pubblica amministrazione. L'ARS ha approvato la relativa legge il 23 di aprile passato e la Gazzetta Ufficiale l'ha pubblicata il 9 di maggio. La legge, chiamata Salva Impresi, prevede un piano di sgravamento trentennale con un tasso di 2,7%. 600 milioni vanno alle imprese che travagliano PIASP e ospitali, essenzialmente i ditti farmaceutici. Il resto va spartito tra le crediture di regioni e enti locali. Lo mutuo, approvato non senza polemiche all'interno dell'Assemblea, vitti l'unanime appoggio sia dei partiti di maggioranza di centro-sinistra sia di chi dell'opposizione di destra, con 48 voti a favore e solamente 16 contrari del Movimento 5 Stelle e del Partito di Musumeci. Si tratta di un progetto forte che ammazza l'economia dell'isola per i prossimi 30 anni. A così dicono gli esponenti del Movimento 5 Stelle, che si opposero fortemente alla legge, in quanto lo mutuo aveva essere pagato con rati di 50 milioni di euro all'anno e i curvitori si avessero a pigliare di IRPEF e IRAP, cioè di tasse dei cittadini e delle imprese, che avessero a aumentare per i prossimi 30 anni e che non avessero a portare nudo beneficio per le imprese siciliane, in quanto i beneficiari sono in prevalenza le grandi multinazionali farmaceutiche, non certo in difficoltà. Progetto insostentabili, continuano gli esponenti del Movimento 5 Stelle, che porta a pagare i debiti con altri debiti nati di un mancato gettito IRPEF di parte dello Stato, che provoca mancate entrate per quasi 3 miliardi di euro, che pesano tutti in capo ai cittadini e alle imprese siciliane. E la domata di mutuo in Sicilia per evitare il crollo della regione fa tornare alla memoria la notizia di qualche anno fa. Già sotto il governo Monti, si diceva che la Sicilia fosse a rischio di bancarotta, con possibile commissariamento dell'isola stessa.
Tuttavia, senza nenti li varia lo riconoscimento di una effettiva malamministrazione di parti dei politici siciliani, seppur non tanto peio di chidda di politici nazionali, c'è chi pensa che l'obiettivo della bancarotta sia solo un pretesto per mettere di mano in capo allo statuto speciale, che limita fortemente l'azione del governo centrale nell'isola. Lo statuto, infatti, delega alla regione tantissime competenze, tra cui la possibilità di emettere monete autonomamente senza debito. La creazione di una moneta complementare in Sicilia potesse rappresentare un precedente assai pericoloso per gli eurocrati che stampano l'euro senza nuda curvatura aurea e che lo prestano pretendendo grandi interessi. Siccome lo statuto speciale siciliano non è possibile cancellarlo con la classica procedura costituzionale prevista di la doppia lettura in Parlamento, ma è necessaria magari l'approvazione dell'Assemblea regionale, l'unica maniera per poter aggirare l'ostacolo è chieda di dichiarare il fallimento con un relativo commissariamento. Ma se fosse vero che questo l'intento della dichiarazione della bancarotta, per fortuna le siciliane allo Parlamento non ci stanno. Dopo solo un anno di campionato di Serie B, lo Palermo dunque ritorna nella massima divisione. Vediamo questo servizio con le immagini della festa del passato sabato 10 maio. L'anno passato di sti tempi, lo Palermo, dopo 9 stagioni consecutive in Serie A, retrocedeva alla Serie B. I tifosi sapevano buono che la volta prima che aveva scenuto in Serie B, nel 1973, dopo ci avevano voluto niente meno che 100 anni per tornare in A. Ma stavolta lo purgatorio durò per davvero picca. Solo un'annata e arrivò a Reri per la nuova volta nella sua storia la promozione allo massimo campionato, grazie allo primo posto conquistato con 5 giornate d'anticipazione. E dire che la squadra dei Zamparini non aveva cominciato buono la stagione. Nelle prime 6 giornate, infatti, sotto la guida di Rino Gattuso, lo Palermo aveva ricompiuto solo 7 punti. Con l'arrivo di Peppi Achini la musica canciò completamente. Pure stavolta dunque lo presidente Zamparini, canciando allenatore, lo 44esimo in 25 anni di carriera, ha per ragione. E i tifosi pottero così festeggiare ufficialmente la promozione sabato 10 di maio dallo stadio Barbera appena finita la partita con la Virtus Lanciano. Questo è tutto per questa puntata. Ci vediamo alla prossima. Salutiamo!